Bella. Allora ragazzi, questa qua è un'altra mia specialità, però comunque l'avete il video su ricette da sballo. Queste qua sono delle cotolette di melanzane, sono praticamente lo stesso procedimento della mozzarella in carrozza, però l'ingrediente particolare è proprio la mortadella. La mortadella e la provola, perché mortadella, provola e melanzane sono proprio il trio perfetto. Quindi sono melanzane con impanate nell'uovo sbattuto con sale, pepe e pecorino, oppure se avete quei formaggi sardi che sono qualcosa di straordinario. E quindi l'impanatura all'interno avete provola, in questo caso provola e mortadella, però potete fare come volete voi, però il trio perfetto è provola, mortadella e melanzane. Quindi impanate nell'uovo una melanzana alla volta, poi fate il ripieno, nella provola mettete giusto un po' di uovo, quindi impanate la provola nell'uovo giusto un poco. Questo procedimento serve solo per far attaccare bene la melanzana, e quindi fate lo stesso procedimento con le due pacche, con le due fette di melanzane. Una volta che avete chiuso, rifate un'altra volta lo stesso procedimento, cioè tutta chiusa, rimettete nell'uovo. In questo caso 2 uova ce la fate, quindi rimettete delle uova e rimettete di nuovo nell'impanatura e friggete per un 7-8 minuti. Il risultato garantito è qualcosa di unico al mondo. Poi magari se volesse fare quello che faccio io adesso è ancora di più, qualcosa di straordinario, mettete sopra un po' di questo sughettino che avete preparato con la melanzana che è avanzata. Quindi avete fatto un sughettino fresco con i pomodorini freschi, olive e capperi, la melanzana, quindi dovevate friggere quelle melanzane, quindi friggete anche queste altre due che rimangono, e fate un bellissimo sughetto, e quindi potete metterlo sopra. Questo piatto può andare benissimo sia come start, quindi come entrée, come antipasto, ma può andare benissimo anche come secondo piatto, perché è praticamente ottimo. Come antipasto comunque voi calcolate sempre una per uno, è abbastanza, che sono belle sostanziose. Infatti io mi farò questo con il sughettino sopra, e Elio faccio le pappardelle perché a lui non è che non piacciono, ma Elio non mangia molto, e quindi faremo le pappardelle fresche. Ciao ciao a tutti, buona domenica. Oggi è una domenica bellissima, piena di sole, passata con i cagnolini al bosco e poi dopo a lavare, quindi è stata una bella giornata lavorata. Ciao ciao a tutti, maiali, maialine e maialette. Ciao ciao a tutti.